ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi inizieremo una nuovissima avventura all'interno di una mappa innovativa, ovvero Titan Gorge, che è proprio adatta ai miei obiettivi proprio inerenti a questa nuova avventura. Titan Gorge è un'immensa regione che ospita 16 diverse aree cittadine che sono raggruppate in 4 conglomerati. Ovviamente si sfruttano le rive del fantastico fiume Reposado per ottenere grandi giacimenti di petrolio, ovvero grandi giacimenti di idrocarburi pronti a essere sfruttati per il nostro grande impero petrolifero. Allora, ovviamente esiste anche un ponte ferroviario che si innalza e congiunge i due stessi altopiani che si ritrovano nella parte sud della regione stessa. Allora, ovviamente è una regione a 16 città con 4 grandi opere disponibili. La chiameremo Puerto Pollo, ovvero una fantastica chicca della catena di alberghi in Monkey Island. Allora, ovviamente è una regione multigiocatore privata, inviterò 16 giocatori e mi raccomando ragazzi, ogni giocatore deve avere la propria città, quindi cercate di non creare diverse città, ovvero lo stesso giocatore non può avere diverse città, ovvero ogni giocatore deve avere la propria città in modo tale da avere 16 città con 16 giocatori diversi, in modo tale da ottenere un divertimento puro con tante persone e non sempre gli stessi giocatori. Bene, vediamo di lanciarci adesso nella sezione reclama città per capire più o meno dove poter mettere radici e quindi scavare le fondamenta appunto per il nostro impero. Allora ovviamente possiamo ritrovare grandi giacimenti di petrolio appunto nelle vicinanze di questo fantastico fiume Reposado. Pinewood Hills si basa molto sui minerali, ma soprattutto anche sull'energia eolica. Ma ovviamente il petrolio non è che vi è tanto. Vediamo da questa parte, ovviamente ritroviamo anche una scarsa quantità di petrolio. Vediamo invece nella parte sud, ovviamente a Settlers Rest. Vediamo dall'altra parte della sponda. Allora, Frontier Fields potrebbe essere un'idea fantastica. Quest'area possiede dei profondi depositi di petrolio. Allora, e ovviamente aspettano solo di essere prosciugati. Una ferrovia offre opportunità di commercio per le città industriali. Allora, possiamo utilizzare questa fantastica regione per sfruttare al massimo anche le capacità, come dire, energetiche della stessa città, ovvero vi sono fantastiche zone per la raccolta di carbone che possono alimentare ovviamente le nostre centrali a carbone. Allora, vediamo di reclamare la nostra città e di lanciarci immediatamente nella nostra grande missione. Come avete ben potuto vedere, per adesso ho lasciato in sospeso la nostra città, come dire, Jambalaya Island, proprio perché avevo raggiunto il massimo dell'espansione avendo creato una rete di casinò, una rete di alberghi a basso medio reddito, ed era abbastanza difficile, come dire, creare il casinò di lusso, anche se mi sarebbe piaciuto, però il casinò di lusso e il casinò fantascientifico l'abbiamo posizionato. Solo, come dire, l'ultimo casinò, quella sorta di casinò reale, quella sorta di Las Vegas portatile, non sono riuscito a posizionarlo proprio perché non volevo proprio, come dire, sovraccaricare i nostri costi di manutenzione, non avendo quindi un reddito della popolazione adeguato per sfruttare quelle possibilità. Bene, eccoci qui finalmente a Frontier Fields con $50.000 in tasca e quindi grande voglia di fare. Abbiamo la nostra bella ferrovia che proviene quindi dalle montagne a nord e arriva direttamente da questa parte. La prima cosa da fare è certamente capire più o meno da dove arriva il vento, in modo tale da capire dove dobbiamo posizionare la nostra zona residenziale. Allora, visto che il vento proviene da ovest verso est, dobbiamo capire certamente che la zona industriale deve essere relegata da questa parte. Benissimo. Allora, vediamo di creare innanzitutto una piccola zona residenziale, appunto, anzi, prima vediamo un po' le nostre zone di raccolta di petrolio dove si ritrovano. Diamo un'occhiata, c'è un grande giacimento proprio vicino alla nostra ferrovia. Possiamo addirittura creare una bella stazione commerciale per esportare il nostro carbone e il nostro petrolio direttamente appunto alla grande opera. Allora, vediamo di posizionare la nostra bella zona residenziale e iniziare quindi a dare, come dire, a iniziare a mettere il primo mattoncino per la nostra grande città. Allora, creiamo una bella strada da questa parte, affrontiamo anche la nostra bella rete ferroviaria, ok, vediamo di spendere ben circa $10.000, ok. Adesso possiamo anche lasciare qui in mezzo un piccolo spazio, come dire, per la nostra centrale eolica per adesso, la quale ci consentirà di sostentare la nostra città per i primi minuti. Perfetto, vediamo un po' dove si ritrova nuovamente il giacimento di petrolio, deve essere proprio qui in mezzo, la nostra centrale eolica non lo disturberà completamente e cerchiamo quindi immediatamente di collocarla benissimo, in modo tale da porre dei paletti per capire più o meno dove posizionare la nostra zona residenziale. Ok, proviamo a partire da questa parte, sicuramente con delle strade a bassa densità che verranno evolute certamente in delle strade a media e ad alta densità magari più avanti. Ok, creiamo un piccolo rettangolo in modo tale da capire più o meno dove possiamo posizionare le nostre strade. Allora, vediamo, da questa parte può andare abbastanza bene, cerchiamo di tagliare il tutto con una via in mezzo, perfetto. E adesso vediamo di collocare le prime abitazioni, ovvero le prime fonti di guadagno per quanto riguarda la nostra tassazione. Questa città
visto che la sto dedicando interamente al petrolio, come qualcuno di voi mi ha consigliato, cercherò di affrontarla in maniera tale da ottenere una quantità di popolazione che si basi molto sul basso reddito e soprattutto sul medio reddito, in modo tale da non avere molti problemi per quanto riguarda le scuole e soprattutto per quanto riguarda, come dire, varie fonti di intrattenimento. Allora, vediamo di aggiungere altri particolari strade da questa parte, questa sorta di tridente di vie che provengono appunto da questa parte. Cerchiamo di aggiungere anche una zona commerciale per far spendere a tutti i nostri cittadini i loro guadagni. Benissimo, che verranno certamente dalle industrie che verranno posizionate dalla parte opposta. Ok, vediamo di collocare un'altra zona residenziale da questa parte e iniziare quindi a capire più o meno dove possiamo posizionare le nostre industrie. Allora, vediamo un po' le industrie, vediamo di collocarle proprio da questa parte, verrà resa proprio una zona industriale, quella inerente alla zona sud, proprio questa zona vicina alla nostra foresta. Molto bene, vediamo di racchiuderla in un bel rettangolo, vediamo di sezionarla in delle piccole zone produttrici, perfetto, vediamo da questa parte, ben 1000 monetine. Addirittura possiamo andare in bancarotta proprio per le nostre scarse capacità di produrre denaro. Adesso vedremo un po' di sistemare il tutto. Vediamo di effettuare un piccolo prestito nei riguardi appunto della nostra banca, della nostra filiale. Effettuiamo una bella obbligazione di 25.000 dollari in modo tale da permetterci di andare avanti con le nostre spese e aumentiamo un attimino la velocità. Perfetto. Allora, vediamo un po' da questa parte come va. Benissimo, vediamo se possiamo collocare un'altra bella zona, soprattutto cerchiamo di chiudere il tutto per sfruttare anche questa zona inerente alla zona tratteggiata. Perfetto, vediamo anche da questa parte. Ottimo. Allora, vediamo un po' se possiamo anche costruire un bel quartier generale del commercio, perché sono davvero curioso di costruire, come dire, la zona appunto di esportazione inerente alla ferrovia, quindi cerchiamo di sfruttare anche questa nostra ferrovia che potrebbe essere molto utile per metterci in contatto con altre regioni. Allora, vediamo un po' come sta andando. Benissimo, vediamo di tagliare anche questa parte con un'altra zona intermezza. Eccola qui, perfetto. Vediamo di utilizzare un'altra bella zona industriale, ovviamente il vento proviene da questa parte a 7 km orari e già vediamo le prime abitazioni, le prime roulotte, vediamo un po'. Allora, ehi sindaco, non vorresti un comune? Perfetto, avremo accesso a tanti servizi come l'acqua e ovviamente anche la capacità di ottenere un luogo dove posizionare i rifiuti. Allora, ovviamente manca dell'acqua, la nostra grande quantità d'acqua la possiamo ritrovare appunto nei pressi della nostra centrale eolica. Perfetto, possiamo addirittura posizionarlo da questa parte. Una zona di discarica appunto per le nostre acque reflue, possiamo posizionarla nei riguardi delle nostre industrie, proprio nelle vicinanze appunto di questo ambiente dedicato all'inquinamento del suolo, ma soprattutto anche all'inquinamento atmosferico. Vediamo cosa succede. Non esce acqua dalla doccia, sindaco, fa qualcosa. Certo, amico mio, procurerò dell'acqua per farti lavare. Sembra un deserto là fuori, costruire delle torri idriche o qualcosa del genere. Vediamo qui vicino invece. Allora, ci serve dell'acqua. Devo lavare la mia auto, amico mio. Sta arrivando proprio da questa parte. Intanto questa zona potrebbe essere anche utilizzata per la nostra, come dire, grande stazione ferroviaria. Molto bene, siamo già in positivo di 465 monetine. Benissimo, abbiamo ancora 9.000 dollari disponibili. E abbiamo anche la petizione proprio per il nostro comune, pronto a essere posizionata appunto nelle vicinanze appunto della nostra cara popolazione. Vediamo se possiamo posizionarla appunto da questa parte, vicino alla nostra zona commerciale, in modo tale da far felici tutti i nostri cittadini. Allora, vediamo come sta andando. Vediamo di continuare appunto la nostra opera di costruzione. Battezza la tua città, questo non ci avevo pensato. Vediamo un po' come possiamo chiamarla. L'abbiamo denominata in tutti i modi, mi sa che stiamo esaurendo tutte le tipologie di nomi possibili. Vediamo di chiamarla questa volta, vediamo un po', Spoon Island, un'altra bella cittadina, soprattutto famosa nell'ultimo capitolo di Monkey Island. Allora, eccola qui, Spoon Island, fantastica, è anche molto divertente. Allora, vediamo di continuare la nostra opera. Perfetto, di qua può andare. Vediamo ci sono anche dei nuvoloni che appunto attraversano la nostra zona. Attenzione, vediamo di evitare qualche problemino con gli agenti atmosferici. Benissimo, soprattutto cerchiamo di evitare catastrofi. Ma siamo stati anche molto fortunati nella città precedente, ovvero quella inerente al turismo stesso, poiché abbiamo avuto solo la disgrazia degli zombie. Ma invece nelle altre città, come per esempio quella basata sul carbone e sui minerali, mamma mia, tempeste, tornati, fulmini e sette, proprio Zeus ha scaricato di tutto e di più. Allora, vediamo di continuare da questa parte. Sicuramente la zona della nostra centrale eolica non occuperà tanto tempo, quindi possiamo anche aumentare la nostra capacità da questa parte. Cerchiamo di capire più o meno dove si ritrova la nostra grande zona appunto inerente alla raccolta di petrolio. Probabilmente qui ci saranno ben 3 zone appunto per la raccolta di petrolio, quindi cerchiamo di ricordarlo. Vediamo di continuare. Probabilmente questa strada è un po' storta, vediamo di sistemarla nella maniera migliore. Ok, perfetto, abbiamo un guadagno di circa 3.000 dollari l'ora. Perfetto, cerchiamo di arrotondare un pochettino. Allora, perfetto. Allora, cerchiamo di continuare una bella via
principale dalla nostra autostrada certamente a questa zona per aumentare, come dire, le nostre capacità di ridurre il traffico, che avete visto come sono davvero presenti soprattutto nella nostra città, inerente al turismo stesso. Allora, questa deve essere una sorta di linea delimitatrice che ci fa capire appunto la nostra capacità di costruzione delle nostre abitazioni. Questa zona deve essere dedicata interamente al petrolio. Allora, vediamo se possiamo continuare anche da questa parte. Dobbiamo avvicinarci certamente alle industrie. Sicuramente i nostri popolani non si lamenteranno, visto che sarà una popolazione incentrata sul medio-basso reddito. Allora, vediamo da questa parte, abbiamo già diverse possibilità di lavoro per la nostra popolazione, certamente abbiamo posti vacanti, ma sicuramente arriveranno dei cittadini pronti ad accontentarci. Allora, per adesso abbiamo dei simoleoni non disponibili, ma a breve arriveranno. Vediamo come vanno le nostre capacità di accogliere acqua nel nostro quartiere. Sta andando per adesso alla grande, un guadagno di circa 4.000 dollari l'ora. Vediamo di diminuire le tasse al 7% in modo tale da accogliere sempre più cittadini. Guardate adesso il nostro nuovo impianto industriale come è stato appena adesso regolato, diamo un'occhiata. Allora, stiamo sudando 7 camicie per trovare persone adeguate appunto alla lavorazione dei nostri metalli. Workshop Parktail, guardate che figo, addirittura le casse come fuori escono, è seccante che ci mancassero lavoratori. Allora, vediamo cosa ci consigliano i nostri cari amici. Allora, stavo zappando nel mio giardino quando è iniziata a fuoriuscire una sostanza scura e disgustosa. Mamma mia, beato tu ragazzo mio, ti sarai fatto i soldoni. Vediamo un po' cosa produce. Allora, Industrial Facility, Low Tech Factory. Potrebbe essere anche un'ottima idea sfruttare questa zona interamente trasformare questa zona interamente alla media tecnologia tramite l'utilizzo della torre TV, che come vi ricordo permette anche di accogliere le spedizioni delle merci da ovviamente le zone locali e sicuramente aumentare la loro capacità di rinnovarsi, quindi la loro possibilità di divenire tecnologicamente più avanzati. Collochiamo un primo magazzino commerciale appunto da queste parti, proprio per far capire che questa zona è interamente dedicata al commercio e soprattutto all'industria pesante questa volta. Perfetto, sicuramente non sarà una città ecologica quella che andremo a costruire, sicuramente ho sempre avuto una passione per creare, come dire, città che si basassero sulla produzione industriale proprio in maniera devastante. Vediamo come va adesso il nostro municipio, abbiamo raccolto 5.000 cittadini, possiamo addirittura migliorarlo e sicuramente possiamo costruire la prima clinica, anzi no, perfetto, abbiamo ancora 12.000 dollari, manca ancora qualche attimo, perfetto. Questa zona sarà, come dire, dedicata certamente alla presenza di numerosi batteri, quindi date un'occhiata, già 16 casse di merci disponibili, vediamo di aggiungerne qualcun'altra. Perfetto, proprio da questa parte abbiamo 2.000 dollari ancora in tasca, ce la possiamo fare. Vediamo come va per quanto riguarda l'energia. Perfetto, mi raccomando ragazzi, adesso andrò a collocare la prima come dire, discarica, la prima zona di smaltimento dei rifiuti. Nel momento in cui venite a darmi una mano per quanto riguarda la sezione del riciclaggio, cercate di mandare costantemente i camioncini del riciclaggio, altrimenti mi ritrovo, come dire, con delle montagne di rifiuti che non riuscirò a disfarmene, proprio perché questa volta non cercherò di riciclare i rifiuti, bensì cercherò solo ed esclusivamente di bruciarli. Allora, vediamo come sta andando. Possiamo già collocare il primo pozzo petrolifero con 37.000 dollari, però prima dobbiamo ancora continuare a costruire abitazioni proprio per implementare nuove tipologie di persone nella nostra città in modo tale da non avere posti vacanti. Perfetto, vediamo di costruire anche un'ottima zona appunto di delimitazione da questa parte. Forse questa strada è un po' storta, vediamo. No, perfetto, è uscita molto ma molto bene, siamo già arrivati a 7.000 abitanti. Vi aspetto numerosi, mi raccomando, perché avrò bisogno davvero di tanto aiuto, di tanta concorrenza per vendere il mio caro e amato petrolio e soprattutto avevo prima, come dire, in passato pensato di contribuire esclusivamente alla costruzione della grande opera con metalli, carbone e sicuramente petrolio, però ho ben pensato che una città con i metalli e con il carbone già l'ho edificata, quindi volevo impiantare, come dire, un impianto industriale ma anche di estrazione di qualcosa che ancora non avevo trattato, ovviamente il petrolio. Allora, sicuramente avrò possibilità di distillare del carburante tramite le specializzazioni più avanzate e sicuramente potrò lanciarmi in qualcosa di pesante, come per esempio, come dire, il centro spaziale, ma come dire, anche la nostra cara e amata stazione fotovoltaica, perché ovviamente sono anche disponibili le casse di plastica che possono essere prodotte tramite l'utilizzo di questi fantastici idrocarburi che li ritroviamo appunto nelle vicinanze delle nostre coste del fiume Reposado. Allora, quindi vediamo un po' che cosa saremo in grado di fare. Intanto qui sono ancora disponibili 3 zone, mi raccomando ragazzi, cercate di popolarle nella maniera migliore. Vi è altro petrolio appunto dalla nostra parte, appunto nella sezione destra, nella sezione
alla nostra destra vi è anche tanto minerale, anche tanto carbone a Conestoga Crossing, ma vi è anche tanta acqua e soprattutto anche grandi collegamenti con le altre città a Settler Rest. Quindi ragazzi vi aspetto numerosi, mi raccomando, vediamo un po' di costruire finalmente la nostra grande opera con decisione e soprattutto con costanza. Cosa succede? Il nostro caro Zenigata ha qualche problema? Allora signore, ci segnalano che un pazzo furioso sta ovviamente cercando di minacciare la nostra città, dobbiamo riportare indietro il nostro caro furfante con il nostro Maxis Man. Allora, ho cercato di implementare Maxis Man nelle ultime partite, però ovviamente mi è sempre, come dire, ho sempre avuto bisogno di chiamare il nostro caro Dottor V al lavoro. Allora, c'è qualche problema inerente al commercio, vediamo se possiamo collocare una nuova zona commerciale proprio per far spendere ai nostri cittadini qualcosa. Vediamo, su questa strada forse è venuta un po' storta, vediamo di rinnovarla in questa posizione. Ok, servono dei negozi a basso reddito, c'è crisi di disoccupazione, ci sono più lavoratori che posti di lavoro. Wow, espandi la zona commerciale o industriale per ottenere nuovi posti di lavoro. Ovviamente la domanda industriale è calata decisamente per la grande quantità di industrie che siamo andati a collocare, però ecco qualche altro problema. Sim feriti, ci sono 6 morti al giorno e questo è un problema sicuramente da risolvere. Vediamo di collocare un'ottima clinica nelle vicinanze appunto del nostro centro abitato per eliminare questi dannati problemi. Allora, vediamo cosa succede da questa parte. Il petrolio, oh dannazione, ecco, lo sapevo, questi sono i soliti errori che accadono appunto in queste città. Vediamo di eliminare appunto questa zona, perché questa deve essere dedicata interamente al petrolio, che è la nostra unica risorsa, la nostra unica fonte di guadagno. Allora, è come se ci fosse una sorta di muro di intermezzo qui vicino, che non può essere oltrepassato. Benissimo, era davvero molto carino se si potessero mettere delle particolari bandierine in delle zone, in modo tale da delimitare un territorio per capire più o meno cosa costruire e cosa non costruire. Allora, vi ricordo che sono stati implementati all'interno dell'ultimo aggiornamento di SimCity delle nuove mappe. Vi è una nuova mappa dedicata, costruita, anzi disegnata interamente al turismo, proprio dedicata a questa particolare fazione, a questa particolare specializzazione, quindi potrebbe essere anche un'ottima idea, anzi probabilmente dopo ci andrò a dare uno sguardo proprio per farvela vedere questa nuova innovazione. Vediamo di effettuare una sorta, come dire, di ottagono intorno al nostro caro pozzo petrolifero, la nostra cara fonte di guadagno, proprio per andare a creare una sorta di zona delimitatrice per creare più o meno una guida, un cavo guida che ci permetta di costruire quindi le nostre possibilità. Vediamo di andare avanti appunto da questa parte. A dannazione, qui vi era la nostra zona appunto della ferrovia, adesso vedremo come organizzare il tutto. Perfetto. Ok, vediamo di costruire anche intorno a questa zona, come dire, delle altre abitazioni, perché saranno fondamentali per non ottenere un personale in meno, ovviamente nelle nostre industrie, nelle nostre factories. Allora, vediamo di aggiungere un'altra strada da questa parte. Servono dei posti a medio reddito, è proprio quello che volevo. Attenzione, c'è qualche problema, l'incendio è fuori controllo nella parte nord della nostra città, la residenza del nostro Cecchini. Mamma mia, non è Peppino l'indovino questa volta. Cecchini nella parte superiore, vediamo, qui dice 200 gradi, lo mette a 400, puff, un forno è diventato, amico mio. Allora, vediamo di salvare la faccia al nostro caro amico. Aggiungiamo, come dire, una nuova stazione appunto dei pompieri, questa volta vicino alla sezione delle industrie, perché devono essere salvaguardate sicuramente. Perfetto, e sicuramente un bel camioncino arriverà direttamente da te, caro amico, cerca di salvarti. Ehi, tieniti l'incendio dalla tua parte. Oh mio Dio, già è saltata in aria una prima residenza, com'è? No, dannazione, non ci dice neanche il cognome. Vediamo di eliminarla. Allora, come sta andando? Dei nuovi negozi sono stati edificati, vediamo cosa ci dice la nostra bella macchina fotografica. Addirittura qui c'è un bel viewstel nella parte superiore. Allora, vediamo un po', potremmo dedicarci al turismo, sindaco. Che ne dici? Ci servono attrazioni turistiche. Mi sa che le attrazioni turistiche in questa città non vanno bene. Probabilmente qui c'è Krusty il Clown, date un'occhiata, insieme a Homer Simpson, guardate che figo. Fresh Specials, addirittura ci sono anche distributori di benzina. Burger King, appunto da questa parte, eccolo qui. Vediamo cosa c'è da questa parte. Pit Stop, addirittura qui ci sarà Fernando Alonso con l'intero team di Formula 1 che stanno cambiando gomme e tutto il resto. Allora, servono cosa succede? Ingorgo sull'autostrada. Dov'è questo dannato ingorgo? Vediamo, diamo un'occhiata all'ingorgo sull'autostrada. Probabilmente ancora è una cosa minima. Vediamo di creare una zona, come dire, a media densità proprio da questa parte, per capire più o meno che cosa... dannazione, altre macerie. Questa volta le macerie influenzano, come dire, il terreno e lo rendono, come dire, non abitabile, quindi sono necessariamente da demolire. Ok, c'è anche un piccolo edificio abbandonato. Vediamo di creare dei parchi in modo tale da rinnovare questa zona con delle zone, come dire, a media densità, a medio reddito. Perfetto. Vediamo di aggiungere anche un altro parco da questa parte. Questa volta vedremo di aggiungere, come dire, un parco con vialetto piccolo. Vediamo come sta andando. Addirittura si vedono nuove case bellissime in città, vengono inaugurati i lavori proprio per la nuova fascia di popolazione che sta andando a popolare appunto la nostra nuova sezione. Vediamo di aggiungere anche diverse zone di ristoro da questa parte. Vediamo come sta andando. Ok, vediamo di aumentare ancora di molto le nostre possibilità di rinnovare i parchi. Vediamo di aggiungere
parco con vialetto colorato, perfetto, e anche qualche piccolo laghetto che potrebbe essere anche ottimo da vedere da lontano. Perfetto, qualche anatra la possiamo lasciare a girare là intorno, speriamo che c'è qualche, come dire, cittadino cacciatore, qua va un po' a uccidere le anatre col suo bel fucile dalla finestra, quindi abbiamo tutto nella maniera migliore. Allora